Cordiale saluto amici della Wii Sport e ben ritrovati con il campionato Under 14 provinciali. Siamo al campo sportivo ex Mandalari per la sfida tra Real Ritiro e Città di Messina. La formazione di mister Mandini a 16 punti in classifica nell'ultimo turno ha osservato il riposo previsto dal girone. Dall'altra parte Città di Messina di mister Gentile con 27 punti in classifica ha vinto nell'ultimo turno per 3-0 contro il Gescal. Stiamo vedendo i 22 che scenderanno in campo, un occhio attento a entrambe le formazioni. Da una parte Quartarone, Rock, Calarese, Marini, De Marco, Mondello, Crupi, Romeo, Mannino, Paratore e Surace. Dall'altra Russo, Forestieri, Pellegrino, Cucè, Pilato, Vancheri, Alessandra, Centorrino, Fiemingo, Martorana, Totaro. Siamo al film del primo tempo, subito il Real Ritiro con l'incursione da parte di Calarese. Prova il tentativo ma c'è l'uscita da parte di Russo. Calcio di punizione ancora per la formazione di mister Mandini. Il pallone che finisce alto sopra la traversa, calciato così da Romeo al 16esimo, e ancora il Real Ritiro a provarci con questo tentativo dalla distanza da parte di Mannino. Pallone che sfiora solamente l'incrocio dei pali. Al 22esimo la prima chance delle Città di Messina è quella che vale il vantaggio. Cross dalla sinistra, il pallone arriva in area di rigore, riesce Alessandra a metterlo nel palo più lontano. Il portiere Quartarone la può solo guardare del vantaggio del Città di Messina quando siamo arrivati alla metà del primo tempo. Subito Alessandra al primo tentativo, al primo pallone giocabile in zona offensiva, ha gonfiato la rete. Al 24esimo reazione immediata del Real Ritiro, c'è il pallone che finisce in area di rigore, il colpo di testa, il gol del pareggio che però verrà annullato a Mannino per sospetta posizione di fuorigioco dal direttore di gara, il signor Caramella della sezione di Messina. Al 32esimo c'è ancora una chance per Mannino, scarta anche il portiere ma il suo controllo fa finire il pallone fuori. Si concluderà così allora il primo tempo 0-1 per il Città di Messina. Fino a questo momento meglio sicuramente il Real Ritiro, ma il gol di Alessandra sta decidendo la partita. Siamo pronti allora al film del secondo tempo, vedremo come se reagirà il Real Ritiro. Al sesto però inizia con i cambi mister Gentile, esce Vancheri, dentro Munao. All'11esimo fuori Russo e dentro Perticari, staffetta dunque tra gli estremi difensori della Città di Messina. Al 12esimo è il momento anche di Bonsignore che entra sul terreno di gioco al posto di Totaro, che attacca a inizio secondo tempo il Città di Messina, perché al 16esimo arriva la prima chance offensiva. Il pallone viene messo dentro, colpo di testa ancora una volta di Alessandra, è il più basso lì in area di rigore, ma non conta perché il guizzo giusto ce l'ha il numero 7 di mister Gentile, che trova il secondo gol di giornata, la doppietta che va a ipotecare i 3 punti in casa Città di Messina. Al 17esimo ancora un cambio per mister Gentile, esce Martorana e dentro Laganà. Al 20esimo si rivede in avanti invece il Real Ritiro con questo tentativo in area di rigore da parte di Mannino, che però finisce fuori di poco. Sfiora in più occasioni il gol la formazione del Real Ritiro ma non è concreta in zona Perticari, perché al 22esimo spreca ancora una volta Mannino a tu per tu. L'estremo difensore del Città di Messina manda il pallone fuori. Il Città si rivede in avanti con questo tentativo in girata da parte di uno dei neoentrati, Bonsignore. Il pallone però finisce morbido tra le braccia dell'estremo difensore Quartarone, esce Fiamingo ed entra Morabile. Il Città di Messina al 30esimo avrà l'ultima occasione della propria partita. C'è questo tentativo da tiro da fermo di Pellegrino di poco alto sopra la traversa. Finalmente il Real Ritiro in una delle ultime chance troverà il gol che riaccorcia le distanze. Marini fa partire questo destro dalla distanza, Perticari non ci arriva e arriva il gol dell'1-2 del Real Ritiro. Finalmente, praticamente allo scadere dopo tantissime occasioni, anche la formazione di Guido Mandini trova il gol in questa giornata con Marini di lì a poco. Triplice fischio al campo ex Mandalari, finirà così tra Real Ritiro e Città di Messina nella 16esima giornata del campionato Under 14 provinciali. Vince il Città per 2-1 nel segno di Alessandra. Dall'altra parte il gol di Marini. Un cordiale saluto amici della Wii Sport da Antonio Caroè, che vi rimanda come sempre alla prossima.